Ciao a tutti ragazzi, come avete visto ieri sera non ho pubblicato la storia, mi avete scritto di nuovo sul telefono in tantissimi, sto bene, non c'è problema, la cosa purtroppo che sta accadendo è che in ospedale c'è sempre più necessità e ci sono sempre più ore e ore da fare, quindi mi dispiace ma non riesco quasi mai a uscire all'ora che vorrei o all'ora che dovrei. Ehm, C'è tanto tempo da passare lì e le storie zen invece mi piacciono, non è che vi voglio mettere in un secondo piano, però c'è un'emergenza in questo momento e necessita di tutte le forze possibili, anche di una persona misera magari come me. Ok? Quindi è importante che abbiate la pazienza. Se proprio vi mancano le storie, tornate a leggere quelle o a guardarle, quelle che ho già pubblicato, oppure prendete un altro libro e iniziate a leggerlo, che sono comunque buone esperienze per la mente. Allora andiamo a leggerci la storia meritata zen di stasera, che è Nel mondo dei sogni. Dopo pranzo, il nostro maestro di scuola faceva sempre un pisolino, raccontava un discepolo di Shoyen Shaku. Noi bambini gli domandammo perché lo facesse e lui ci rispose: Vado nel mondo dei sogni a trovare i vecchi saggi, come faceva Confucio. Quando Confucio dormiva, sognava gli antichi saggi e dopo parlava di loro ai suoi discepoli. Un giorno c'era un caldo terribile e alcuni di noi si appisolarono. Il maestro ci rimproverò. Ma noi siamo andati nel mondo dei sogni a trovare gli antichi saggi proprio come faceva Confucio, spiegò uno dei ragazzi. E che cosa vi hanno detto questi saggi? Volle sapere il maestro. Uno di noi gli rispose: Siamo andati nel mondo dei sogni, abbiamo incontrato i saggi e domandato se il nostro maestro andava là tutti i pomeriggi. Ma loro ci hanno detto di non averlo mai visto. Simpatica, molto simpatica perché ha un ribaltamento dei ruoli eccezionale. Quello che dovrebbe essere il maestro, o vedetelo anche come un grado superiore in materassina, quello che non dovrebbe sbagliare mai, che viene colto in fallo, allora lui si giustifica alla vai là che va bene con ma io so questa cosa che tu non sai, ma io parlo con i saggi, e gli stessi ragazzi, quando sbagliano anche loro, giustamente per principio di imitazione e ripetizione, fanno la stessa cosa. Qui addirittura su un livello più elevato, perché se il tranello era mentale e l'inganno era mentale, adesso anche il bambino ha imparato a farlo e addirittura a smontare quello dell'altro. È molto bello perché invece di comporre dei Lego e smontare i Lego, si compongono delle idee e gli allievi scompongono le idee passo passo. È simpatica, è anche pericolosa. Attenzione, cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che noi, come gradi superiori, insegnanti, maestri, futuri insegnanti, se lo vogliamo diventare, proponiamo, insegniamo o spieghiamo qualcosa, il riferimento di esempio principale siamo noi. Vuol dire che la responsabilità che ci è messa sulle spalle è pazzesca. Quello che voi non vorrete, ve lo ritroverete, perché è lo specchio, l'allievo è sempre lo specchio del suo maestro. Quindi ricordatevi che le cose che non per primi fate voi saranno le stesse che per primi non faranno loro. Volete che sudino? Dovete sudare con loro. Volete che facciano tecnica? Dovete fare costantemente tecnica anche voi. Non vuol dire allenarli, quella è un'altra cosa. Io sto parlando di addestrarli. Per addestrarli devono vedere che qualcuno si addestra. Per allenarsi basta mantenere quello che si possiede o tutt'al più perfezionare quello che si possiede. Quindi attenzione a quelli che sono dei livelli di studio differenti. In più, ripeto, a quella che è la figura, l'exemplum, l'immagine principale che deve esserci del maestro, cioè se il maestro sbaglia, che lo dica, non c'è nessun problema, anzi siamo umani, non c'è nessun errore. L'errore è pensare di non essere umano. Infatti, una di queste storie, che è bellissima, parla proprio del fatto che alla fine anche il maestro che era nello stato di zen o comunque che cercava un riposo attivo,
alla fine ha schiacciato un pisolino, di fatto, ma non c'è nulla di male, nel senso che ricalca quella che è la natura dell'essere umano, dell'uomo, come anche la sua capacità di elevarsi quando invece raggiunge l'illuminazione o lo zen. Quindi il bello di questo dualismo, secondo me, è il fatto che i bambini riescono a riportare o in basso o in alto la situazione. Un altro aspetto molto importante che ritengo doveroso, soprattutto per quelli che possono essere i senpai, mi viene da dire cercate di aiutare i principianti a venire su nel modo migliore possibile, anche con quelle che sono state le vostre difficoltà. Nel senso di non nasconderle, ma di spiegargli, guarda, anch'io facevo questo, addirittura per me è stato così, dategli quello che avete vissuto, come avete imparato quella tecnica, come avete sentito quella tecnica voi. Tante volte uno dei problemi è che c'è un solo canale di comunicazione. Io la faccio così, io la penso così, io la spiego così. L'idea invece dovrebbe essere quella di riuscire a dare a tutti più panorami possibili, perché più interpretazioni ci sono della stessa cosa, a più pensieri, opinioni o modi di ragionare arriviamo. E siccome l'apprendimento è sempre di tipo personale, il corpo di una persona è diverso dal corpo di un'altra persona, la mente di una persona è diversa dalla mente di un'altra persona, gli obiettivi di una persona sono sempre diversi per ogni persona che c'è, ecco, bisogna lavorare su questo. Non che c'è una idea e la si impone, ma cercare di capire in modo proprio attento, vigile, cosa vuole questa platea e questo ragazzo e quest'altro. Fare il lavoro mirato premierà tantissimo questi allievi sul lungo tempo e quindi anche la scuola e il dojo. Va bene, io diciamo che avrei finito, non avrei altre riflessioni su questa storia molto particolare e vi saluto per quella che è stata la storia zen di questa sera. Grazie, ciao!